Eccoci puntuali con il nostro TG, tante le notizie, ma cominciamo dai titoli. Tutto pronto per lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, area presidiata da 900 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. Emigrazione sanitaria, l'ex commissario Massimo Scura punta l'indice sulla regione per non aver controllato la spesa pagando milioni di euro in rimborsi non dovuti. Denunciata una quarantenne per l'aggressione ai danni di una dottoressa aggredita in corsia, è accaduto nell'ospedale di Merito Portosalvo. Si sono concluse ieri sera le operazioni di voto per le primarie del PD, anche in Calabria vince Zingaretti. L'ex segretario regionale del Partito Democratico Ernesto Magorno in una dichiarazione afferma che in Calabria occorre un nuovo leader. La droga del clan a Corinti per la mafia, 32 arresti tra Calabria e Sicilia, militari della DIA in azione anche nel Vibonese. Non saranno sgomberati l'hotel centrale e lo stabile di via Savoia a Cosenza, la soluzione dal tavolo in prefettura questa mattina. Entra nel vivo il carnevale in piccoli e grandi centri della Calabria, tanti eventi a Castrovillari, a Cosenza, coinvolte le scuole. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, ormai è conto alla rovescia per le operazioni di smantellamento della baraccopoli di San Ferdinando. 900 le forze dell'ordine impegnati, gli uomini delle forze dell'ordine impegnati proprio nell'intervento che comincerà all'alba. Interventi necessari, ha detto il sindaco, che ha parlato di situazione davvero difficile anche dal punto di vista igienico-sanitario, in particolare nel nostro servizio. Mercoledì è il fatidico giorno fissato per l'avvio delle operazioni di sgombero e smantellamento della tendopoli per migranti di San Ferdinando, dove negli ultimi anni ci sono stati 3 incendi che hanno provocato altrettanti morti. Il sindaco Andrea Tripodi ammette che è una situazione intollerabile che bisogna risolvere una volta per tutte. Io su quell'area avevo già firmato una ordinanza di demolizione nell'ottobre del 2017 che è stata rinviata per motivi di ordine pubblico. C'è stato un ulteriore degrado nelle condizioni di vita e anche sul piano dell'igiene e della sanità. Quindi davanti a questa situazione anche non sopportabile ho firmato questa ordinanza in modo tale che venga rimossa e superata questa condizione di degrado. È una esigenza mia, di questa amministrazione comunale, e parte autonomamente. L'ordinanza del sindaco non parte dal diktat del ministro degli interni, ma da un sentimento cristiano nel voler far del bene al prossimo e risolvere una situazione al limite della decenza. Saranno circa 900 fra agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre a uomini del genio guastatori dell'esercito, vigili del fuoco, personale dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio con ambulanze impegnati nelle operazioni che inizieranno all'alba e proseguiranno sino al completo smantellamento. Il servizio verrà coordinato dalla polizia, che ha predisposto per giornalisti e operatori televisivi uno spazio ad hoc in una zona cosiddetta sicura per consentire di documentare le fasi dell'intervento. Tra i mezzi che verranno utilizzati anche alcuni con idranti che entreranno in azione solo in caso di proteste massicce, ipotesi poco probabile perché i migranti che occupavano la baraccopoli sono stati già smobilitati nei giorni scorsi. 36 le nuove tende di 8 posti ciascuna che la protezione civile ha montato. Per i migranti che non riusciranno a trovare posto nella nuova tendopoli è previsto il trasferimento in CAS o SPRAR della regione. L'emigrazione sanitaria adesso con una nota davvero al vetriolo dell'ex commissario ad acta per la sanità in Calabria, parliamo di Massimo Scura, che punta l'indice sulla regione per non aver controllato la spesa pagando milioni di euro in rimborsi non dovuti. Vediamo.
La questione relativa ai soldi che la Regione Calabria ha sborsato per la mobilità extraregionale finanche per pazienti curati in strutture del nord non residenti in Calabria, pari più o meno a 5 milioni di euro, fa discutere e come. Questa volta non è Antonio Belcastro a parlarne o Franco Pacenza a denunciare, ma l'ex commissario Massimo Scura. Ebbene, quest'ultimo coglie la palla al balzo per togliersi un po' di sassolini dalle scarpe. Scura dice di aver più volte denunciato questa situazione nei tavoli romani, nei quali però spesso il governatore Mario Oliverio non era presente e il suo delegato Franco Pacenza non all'altezza del compito chiamato a svolgere. È sempre Scura che parla, affermando che i rimborsi illegittimamente percepiti dalle regioni del nord avrebbero dovuto essere oggetto di attenzione e controllo da parte degli organismi regionali del settore, ma qui, dice l'ex commissario, si registra l'incapacità di alcuni dirigenti regionali e l'assoluto menefreghismo dell'ente, se è vero come è vero, che ha smantellato il Dipartimento Salute. Quindi, chiosa Scura, si scopre l'acqua calda, nel senso che tutti sapevano, ma nessuno ha posto rimedio al problema. A sostegno delle affermazioni, l'ex commissario cita la relazione depositata alla Commissione Sanità del Senato della Repubblica. Ancora per la sanità, guasto al dializzatore, strumento indispensabile per far funzionare le postazioni per il trattamento dialitico nel reparto dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. I pazienti hanno contattato la nostra redazione sostenendo che si tratta dell'ennesimo intoppo dall'azienda ospedaliera e dal reparto. Fanno sapere che l'apparecchio è in manutenzione, ma che presto ne arriverà uno nuovo di zecca. Sentiamo. Il telefono della redazione squilla incessantemente. Dall'altra parte del filo un telespettatore che chiama all'ospedale dell'Annunziata. Non è un utente qualsiasi, ma un dializzato in attesa di sottoporsi a uno dei 3 trattamenti settimanali. L'uomo, in dialisi da 3 anni, ci dice che questa mattina, a lui e altri pazienti, è stato detto che il dializzatore è rotto e dovranno attenderne la riparazione prima di effettuare il trattamento dialitico. Il nostro interlocutore ci dice che non è la prima volta che accade. Del resto, articoli di stampa reperibili su internet raccontano di altri guasti che hanno interessato l'indispensabile apparecchio che, se non funzionante, blocca di fatto le 20 postazioni in uso nel reparto. Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto, ci siamo attivati per capire cosa stia succedendo. Per fortuna abbiamo avuto rassicurazioni perché, al di là dell'immediata riparazione da parte della ditta che si occupa di manutenzione, quella procedura di sostituzione del dializzatore, avviata e di cui si dava notizia 12 mesi fa, è giunta quasi al termine e a breve arriverà il nuovo apparecchio. Un avvicendamento necessario perché evidentemente lo strumento ormai logoro non era più idoneo a garantire il servizio. I lavori per l'adeguamento del nuovo impianto sono già stati effettuati e dunque i tempi di attesa saranno, ci assicurano, molto brevi. La politica adesso, come sapete, si sono concluse ieri sera le operazioni di voto per le primarie del Partito Democratico. Anche in Calabria vince Zingaretti, polemiche e veleni nel seggio allestito a Catanzaro. Vediamo. Magari non risolverà da subito i problemi, ma il fatto di aver celebrato il congresso e fatto registrare una buona affluenza di votanti è già un passaggio significativo per il PD. Quantomeno si nota la volontà di riprendere il filo del discorso interrotto lo scorso 4 marzo. Ad un anno esatto, insomma, il partito si rimette in moto e consegna a Zingaretti la responsabilità di guardare oltre le macerie. In Calabria è andato tutto secondo previsioni. Non ci sono state cioè sorprese. Polemiche a parte, il nuovo corso poggia sulle spalle di chi ha esperienza ed è già da un bel pezzo artefice, nel bene o nel male, più la seconda che la prima, della storia del partito negli ultimi anni. Dati alla mano, ci sono 3 figure centrali in questa prova di forza: Oliverio, Guccione e Magorno. I primi 2 ottengono ciò che volevano, il terzo incassa una sconfitta, anche se già abbondantemente prevista. Ma l'ex segretario regionale non l'ha presa bene, tanto è vero che non ha perso tempo nel farsi sentire, assestando un colpo non da poco al governatore, giudicando l'esperienza regionale superata e indicando come percorso da seguire quanto già sperimentato in Abruzzo e in Sardegna. In pratica Magorno pensa ad altro, il che significa un nuovo leader e una coalizione più forte, capace di intercettare la cosiddetta società civile. Insomma, l'idillio, a dire il vero mai convinto, si è rotto. Congresso fatto, Zingaretti segretario, ma il PD calabrese al suo interno ha sempre tanti conti aperti da regolare.
La cronaca ci porta nel Vibonese, dove ci sono stati degli arresti nell'ambito dell'inchiesta della direzione investigativa antimafia che ha portato all'esecuzione di 32 ordinanze di custodia cautelare tra Calabria e Sicilia. Vediamo. È arrivata fino a Vibo Valentia, la direzione investigativa antimafia di Palermo, per il blitz che ha inferto un duro colpo a Cosa Nostra in Sicilia tra le province di Agrigento, Palermo, Trapani, Catania e Ragusa, ma anche in Calabria, a Vibo Valentia, estendendosi fino in Emilia-Romagna a Parma per l'esecuzione in tutto di 34 ordinanze di arresto. Agli indagati vengono contestati i reati di associazione mafiosa, partecipazione e concorsi in associazione per delinquere finalizzata al traffico e dallo spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persone a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento mediante incendio. Dall'operazione denominata Cherchente emerge un vero e proprio accordo commerciale tra la cosca di Agrigento dei Massimino ed alcuni narcos vibonesi ritenuti vicini all''ndrangheta. A fare da intermediario tra Cosa Nostra e 'ndrangheta sarebbe stato, secondo l'accusa, Andrea Puntorno, uno dei capi ultra della Juventus, tornato un anno fa ad Agrigento, lasciando Torino, già coinvolto in operazioni contro lo smercio di droga ed un vasto bagarinaggio. I 3 vibonesi coinvolti sarebbero considerati dagli inquirenti vicino agli accorinti di Briatico. Si tratta di Gregorio Niglia, già noto alle forze dell'ordine e con alle spalle una serie di precedenti per detenzione e spaccio di droga, Francesco Romano, coinvolto nel 2011 nell'operazione antidroga Ghost, e Domenico Mandaradoni, già protagonista di altre vicende giudiziarie legate alla droga. In particolare Mandaradoni, 31 anni di Tropea, residente a Francica ed arrestato a Milano, sarebbe sceso nel febbraio del 2016 proprio ad Agrigento ed in quell'occasione gli inquirenti fecero scattare una perquisizione in uno dei depositi di un'azienda di calcestruzzi, sequestrando circa 3 kg di marijuana, mezzo chilo di cocaina e 300 grammi di sostanza da taglio, una pistola con matricola a brasa e diverse cartucce. Un mese dopo toccò a Gregorio Niglia, 36 anni di Briatico, e Francesco Romano, 33 anni, arrestato nella frazione di San Leo di Briatico, raggiungere Agrigento in un'abitazione utilizzata da Antonio Massimino per consegnare, secondo quanto sostiene l'accusa, ad una donna a lui vicino 400 grammi di chetamina e 67 grammi di cocaina in cambio di una cifra in contanti di 5.900 euro. Arrestati e condotti nel comando provinciale dei Carabinieri, Niglia e Romano sono stati trasferiti nel carcere di Vibo Valentia. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Dottoressa aggredita e picchiata in corsia, accaduto nell'ospedale di Melito Portosalvo. Il medico in servizio nel reparto di medicina del Tiberio Eboli è stata aggredita dalla nuora di un paziente che pretendeva per l'anziano con problemi asmatici l'immediato trasferimento in un altro nosocomio. Sul posto, a seguito dell'aggressione, sono intervenuti i carabinieri. Per la donna, una quarantenne, resasi responsabile dell'aggressione, è scattata una denuncia per lesioni e violenza privata. La dottoressa è stata soccorsa e medicata dai colleghi del pronto soccorso che le hanno assegnato 10 giorni di prognosi. Spaccio di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Nei guai una coppia guardia piemontese. Nell'abitazione dei due, un 46enne e una 43enne già noti alle forze dell'ordine, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 dosi di eroina, 4 flaconi di metadone privi di contrassegni, un bilancino di precisione, 535 euro e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente. L'abitazione dei due era protetta da un articolato sistema di videosorveglianza. Nel corso delle perquisizioni domiciliari i militari hanno notato che la leva del contatore era abbassata. Il successivo controllo sulla rete di alimentazione elettrica, condotto con l'ausilio di personale Enel, ha consentito di accertare che l'abitazione dei 2 arrestati era alimentata grazie all'allaccio abusivo. Controlli straordinari del territorio. A Corigliano Rossano la polizia ha arrestato 2 persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività sono state controllate complessivamente 85 persone e sono state effettuate 15 perquisizioni domiciliari. Indagini in corso a Gizzeria per individuare i vandali che hanno colpito la statua della Madonnina collocata sul lungomare, distruggendola e facendola cadere dal piedistallo su cui era stata posizionata. Sdegno e stupore tra i fedeli per il gesto sacrilego. A Cosenza adesso, perché si è risolta positivamente l'avvertenza relativa agli sgomberi, 100 persone in tutto senza casa possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti gli sgomberi sono stati in qualche modo rinviati. I particolari nel nostro servizio.
Scongiurati gli sgomberi sia per l'hotel centrale che per lo stabile di via Savoia. Per il momento i senza casa, un centinaio di persone a Cosenza, possono tirare un sospiro di sollievo. È quanto emerso stamattina dal tavolo istituzionale in prefettura. In particolare la Regione Calabria, proprietaria dello stabile di via Savoia, ha concesso una proroga di 6 mesi. Sull'hotel centrale il rinvio è fino al 30 maggio. Poi alcuni degli occupanti dell'hotel saranno sistemati in un altro stabile comunale e altri in alloggi reperiti dal comune. La soluzione dopo ore di confronto. Soddisfazione del comitato Prendo Casa, che nei giorni scorsi aveva occupato il municipio di Cosenza. Alcuni di loro erano saliti sul tetto piazzando uno striscione con le rivendicazioni. C'è attesa infine per il prossimo 12 marzo, quando la proposta sull'autorecupero del comitato sarà inserita nella legge regionale sul diritto all'abitare. E siamo proprio nel vivo delle feste di Carnevale, ci sono feste in maschera in tutta la regione, iniziative in piccoli e grandi centri. A Castrovillari tante le iniziative, vediamo. Complice il bel tempo e le temperature primaverili, la prima delle 2 sfilate del 61esimo Carnevale di Castrovillari, Festival internazionale del folklore, è stata archiviata con successo, regalando ore di felicità non solo ai castrovillaresi, ma anche ai tanti turisti che hanno affollato il lungo percorso della sfilata, Corso Calabria, Corso Garibaldi, animato dai DJ di RLB e Radio Live Event, fino ad approdare nella centralissima piazza Municipio. Tutto questo perché negli anni il Carnevale di Castrovillari ha saputo conquistare uno spazio sempre più importante, non solo tra i carnevali della Calabria ma di quelli di tutta Italia, rientrando tra i 10 più importanti, testimoniato dal Touring Club e inserito dal MIBACT tra i grandi carnevali storici e di prestigio, e da quest'anno è entrato a pieno titolo nei grandi eventi storicizzati della regione Calabria. Oltre 30 i gruppi partecipanti, 18 dei quali mascherati, di questi 11 in concorso e 5 i carri che sono stati giudicati da una giuria tecnica. La somma di questi voti si andrà a sommare a quelli di martedì, solo allora si conoscerà il gruppo vincitore di questa edizione. In attesa dell'arrivo della sfilata, il pubblico presente nella centralissima piazza Municipio ha goduto del concerto della band cosentina dei Swing and Soul. Sul palco Carlo Catucci, Arianna Blotta, Marco Graziaddio, la madrina del carnevale Greta Rago e la Miss Mamma 2018 Natascia Fato, il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito, il direttore artistico Gerardo Bonifati, il presidente della Proloco Eugenio Iannelli. La serata è stata conclusa dal concerto di Luca Persico al secolo Zulu, voce storica della band napoletana 99 Posse, formatasi nel 91, che è stata accompagnato dall'orchestra etnica calabrese e dai Bottari di Portico a cura di Calabria Sona. E da Castrovillari a Cosenza, dove protagoniste sono state le scuole, vediamo. A Cosenza si è rinnovata la celebrazione del Carnevale all'insegna della partecipazione attiva delle scuole cittadine, una formula già collaudata dall'amministrazione comunale, che ha visto protagonisti della festa più allegra dell'anno gli alunni con i loro insegnanti e le loro famiglie. Carnival Art, questo è il titolo dell'evento, ha invaso la città con una sfilata di colori e tematiche diverse per ogni scuola e un mix di ispirazioni in un'atmosfera gioiosa. Il lungo serpentone è partito da Piazza dei Bruzzi ed ha attraversato tutto il centro cittadino con la festosa energia che solo i bambini riescono a trasmettere. Ma la sfilata è solo il momento conclusivo di un lungo lavoro in cui gli alunni, insieme ai loro insegnanti, studiano ed elaborano i temi prescelti e diventano creatori e protagonisti. È un carnevale molto bello perché è partecipato dai bambini e condiviso dalle scuole attraverso il lavoro proprio realizzato da questi ragazzi e dai loro docenti. Le scuole lavorano durante tutto l'anno sui temi che sono sempre molto significativi perché riguardano l'ambiente, il rispetto della natura, temi sociali, quindi un appuntamento divertente che ha un contenuto sociale, un contenuto culturale importante che ormai si rinnova anno per anno. Carnival Art dunque non è una manifestazione fine a se stessa, ma è una vera e propria festa della condivisione con i piccoli cittadini, i loro insegnanti e le loro famiglie, impegnati tutti insieme a studiare i temi, gli abiti e le coreografie
fotografie. Io penso che alla fine ci sia una linea di coerenza, che è quella che l'amministrazione ritiene di coinvolgere tutti in quella che è la vita della città. Lo scegliamo noi, lo facciamo con loro. Ci sono dei carnevali splendidi, con dei cari, delle associazioni, delle cose importanti, li rispettiamo molto, ma siamo molto orgogliosi della Formula Cosenza. La grande festa di carnevale si è conclusa a Piazza Bilotti, tra coriandoli, stelle filanti, palloncini e tanta allegria. Adesso ci occupiamo di una bellissima mostra del maestro Carmelo Cotroneo, inaugurata sabato scorso ad Acri nel Palazzo San Severino Falcone. Un meraviglioso viaggio in un mondo di colori dal forte impatto emotivo. Cotroneo insegue forme geometriche in un gioco di contrasti forti e di grande impatto. È un artista tutto tondo, molto quotato e le cui mostre sono apprezzate nel paese. C'è molto di ricerca dell'io nelle tele accattivanti e di grande respiro pittorico. Presto l'allestimento sarà visibile anche a Cosenza. La mostra resterà aperta fino al 13 marzo. Lo sport con la Serie C, il Catanzaro sconfitto a Bisceglie mentre la Vibonese pareggia a Francavilla. Vediamo. I timori di Auteri si sono rivelati fondati. La partita sporca che immaginava il tecnico giallorosso si è concretizzata sul terreno in pessime condizioni del Ventura di Bisceglie. Quello che non voleva l'allenatore siciliano era un risultato negativo che invece si è materializzato al termine dei 90 minuti e complica la rincorsa dei calabresi al primo posto saldamente in pugno la Juve Stabia. Le occasioni nel primo tempo non sono mancate, la più nitida quella capitata sui piedi di Bianchimano imbeccato da Dursi. L'attaccante ex Regina non è riuscito a superare Cerofolini, bravissimo a chiudere lo specchio della porta. Dall'altra parte i padroni di casa hanno tentato di trovare il vantaggio con Triarico, il nerazzurro il più ispirato, il suo tiro in diagonale ha sfiorato il palo della porta difesa da Elzai. Cerofolini in evidenza anche sulla punizione battuta da Dursi. L'intervento dell'estremo difensore ex Cosenza ha impedito al centrocampista di segnare il classico gol dell'ex. Nella ripresa ritmi ancora più lenti e gioco spezzettato fino al bolide di Triarico che ha battuto Elzai portando i pugliesi sull'1-0, difeso dalla reazione non lucidissima del Catanzaro fino al triplice fischio. Corsi e ricorsi, la Vibonese, spesso beffata in questo campionato, stavolta trova il pari a tempo scaduto e in inferiorità numerica. Partita difficile per i rossoblù, la Virtus Francavilla ha avuto il pallino del gioco in mano e dopo aver messo a dura prova le resistenze della difesa schierata da Orlandi, ha trovato il vantaggio grazie allo stacco di testa di Folon Ruscio, bravo a liberarsi dalla marcatura e a battere Zaccagni. Vibonese sotto shock e padroni di casa vicini al raddoppio con Sarao fermato da Zaccagni in uscita. Poi nella ripresa i cambi effettuati da Orlandi e l'espulsione di Camilleri, un'altra brutta botta per i calabresi che quando sembravano sul punto di mollare definitivamente hanno trovato il gol del pari con Scacca Barozzi, lestissimo ad approfittare di un pallone vagante in area per battere Nordi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. L'avvio di settimana sulla nostra regione sarà caratterizzato dall'arrivo di un promontorio anticiclonico che favorirà una fase stabile per alcuni giorni. Domani cielo sereno poco nuvoloso ovunque, sebbene al mattino nuvole basse potrebbero interessare le coste tirreniche. Nel corso della giornata nuvole alte potrebbero causare momentanee coperture sul resto della regione. Temperature in rialzo di alcuni gradi. Passiamo ai mari e venti. Domani mari mossi con venti moderati dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno, poco mosso il Mar Ionio, inizialmente con venti deboli di direzione variabile, in rotazione dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.